E bentrovati a Garage Music, buonasera da Alessandra Ghizzo, con me in regia come sempre Nicola Marchesin. Siamo pronti per una nuova puntata, per conoscere un nuovo gruppo e quindi diamo subito il benvenuto a Big Silent Elephant. Questo inizio ciao ragazzi, scusate. Ciao. Nuovo progetto di Mauro Darè che abbiamo già conosciuto e che ha portato con sé altri due musicisti, Matteo Pinna al basso, Andrea D'Adalto alla batteria. Di nuovo ciao ragazzi. Ciao, di nuovo. Insomma, Mauro, a te ti abbiamo già conosciuto in compagnia della pianista Beisa e in qualità di A Man With His Broken Piano, giusto? Esatto, sì, anche se non aveva il piano rotto con me, però esatto, eri sempre con la chitarra che era rotta. E oggi invece ci porti un altro progetto, uno dei tuoi tanti progetti paralleli. Sì, forse questo è il progetto mio, questo qui, sì, rispetto a tanti altri in cui condivido le cose e vengono sviluppate assieme. Questo è un progetto che è nato, parto io. Certo, sì. Che è nato praticamente quest'estate e mi sono rinchiuso in una saletta dove andiamo di solito, anche con Ugly Bear, con Andrea, con Matteo, anche a far prove in un piccolo paesetto, San Polo, dove c'è della campagna libera, e mi sono rinchiuso lì a registrarmi e sono uscite le tracce che sono contenute qui nell'album Sonne. E va bene, sono anche avanzata e ci sto lavorando per qualcosa che verrà poi, e sì, l'ho fatto in tutta tranquillità là dentro. Un progetto tuo, dicevi che però hai coinvolto dei musicisti con i quali appunto suonavi già in altre esperienze. Sì, gli Ugly Bear suonavo con Andrea, che sono amici musicisti, non scelti per amicizia ma perché suonano bene. E c'è Andrea che suona anche la batteria negli Ugly Bear e comunque suonava all'inizio anche chitarra e cantava nel progetto Ugly Bear, e Matteo con cui ho condiviso parte degli Space Apes e sto condividendo un po', aiuto come scambio il favore suonando nel suo progetto. Giusto? Scambio il favore, sono contento di farlo, cioè più che altro è lui che me lo ricambia suonando qui con me, ecco, perché mi stanno comunque aiutando tanto a far evolvere le cose. C'è proprio una differenza ascoltare quello che ho registrato da solo a sentire quello che suono con loro, cioè me l'hanno evoluta tanto, mi hanno aiutato ad arrangiarle in nuova veste, anzi vorrei anche riregistrarle con loro. Ecco, mi piace perché è un po' una costante tua. Ti abbiamo conosciuto appunto con Beisa, che era la prima, seconda volta in cui dal vero proprio suonavate assieme. Sì. Ecco, in questo caso è tipo la quinta. E quindi c'è proprio bellissimo, perché poi Mauro ti chiama e dice un nuovo progetto da proporre. Più che altro che si lavora, si crea insieme, però poi magari lo si propone e si dice ok, ma abbiamo provato, no. Però c'è un affiatamento appunto, pur essendo nuovi Sì, diciamo che i pezzi per noi sono nuovi, però bene o male insomma musicalmente suoniamo insieme da parecchio tempo, quindi un minimo di feeling c'è, naturalmente. Poi adesso vedremo di lavorare anche sulle cose nuove e poi eventualmente registrare. Esatto, sì. Ecco, l'album cos'è? È un EP questo? Allora, ecco, anche qui è tutto, cioè, fondamentalmente, sì, qui adesso c'è tutta una storia, aspetta che quanto tempo è che abbiamo? Cioè, è tipo, fondamentalmente sono libero, sono un single della musica, non è un singolo, e io ho registrato delle tracce, me le sono masterizzate, fatte tutte con la bobina, con tutta la passione che ho, con tutti i rischi che ci sono a farla con la bobina, e Matteo lo sa quando ho registrato i Rooks e Andrea lo sa quando ho registrato gli Ugly Bear. Sì. E cosa è successo? Io ho creato prima un EP, poi ho creato un promo, poi è diventato un album su richiesta di un'etichetta che è la Resonating Woods, che ha sede a Bratislava e si sta trasformando fondamentalmente. Fallo vedere. Sì, vediamolo, perché lo ricordiamo ai nostri ascoltatori, questa puntata si può vedere sul sito venetuno.it e social. Si sta trasformando fondamentalmente in quello che in diverse vesti, perché comunque aggiungo, metto versioni diverse, mixo in maniera diversa, perché sono libero.
cioè fondamentalmente, e poi credo non ci sia nessuno che mi direbbe la versione è diversa. Non credo di avere un pubblico così. Però cos'è? Se non hai vincoli, se non devi proporre un prodotto di vendita, sei libero di gestirlo come vuoi, perché puoi farlo crescere. È una cosa che non è destinata ad essere fondamentalmente questa, basta, la butto via, ho finito un periodo con questo. E sta cosa la sento ancora di più da quando ho iniziato a suonarlo con loro, perché ho visto che le canzoni crescono tanto. Cioè con Andrea che suona batteria, con Matteo, si evolvono, hanno una nuova veste, ho voglia di rifarle e riproporle in un'altra versione. E quindi ci ascoltiamo il primo pezzo che ci hai portato, Junk and Poison di A Big Silent Elephant, nella versione trio. Nella versione trio, esatto. Abbiamo ascoltato Junk and Poison di A Big Silent Elephant, il progetto di Mauro Darè, e abbiamo trovato una recensione su Rockit quando ancora il progetto era in corso. Ecco, insomma, l'album era in fase di gestazione. Come mai quindi proporsi per una recensione? Diciamo, che tipo di feedback cercavate o cercate appunto nel lavorare? Che feedback poi avete ottenuto? È una cosa bella questa, perché fondamentalmente fa parte dell'idea di Home Recording Generation, che era partita all'inizio tutto, che praticamente da soli riuscire comunque a realizzare quello che di norma si deve fare sotto etichetta, perché c'è sta cosa del sotto etichetta puoi. Qui è successo praticamente che Rockit, essendo un portale, io ho caricato le mie 4 tracce del primo EP che avevo fatto, l'avevo chiamato stiamo guardando Starlight. L'ho chiamato Starlight EP con 4 canzoni e le avevo caricate lì, semplicemente caricate. Quelli di Rockit mi hanno contattato dicendo: guarda, sono belle, ci piacerebbe proporle come ascolto esclusivo. Il che sono anche rimasto, perché non pensavo fosse fattibile sta cosa. Ho detto: guarda, più che volentieri, io sto comunque aspettando di realizzare un album. Loro hanno detto: guarda, allora aspettiamo l'album. Ho detto: sì, ma non so quando, come, chi lo produce, sono abbastanza libero. Hanno detto: dai, facciamo così, mettiamo l'ascolto in anteprima e poi te lo recensiamo se ti va bene. Ho detto: va benissimo. Ho visto che comunque è stata accolta bene la cosa. E stessa roba è stata con Space Rock Mountain, che è tipo una trasmissione
che negli Stati Uniti è piccola come trasmissione, sempre parliamo di piccoli, e che comunque hanno ascoltato e recensito molto bene il mio lavoro. E praticamente cos'è la cosa che mi dà soddisfazione di tutto ciò? Non che abbiamo parlato bene, perché poi c'è chi ti dice che non è bello e fa parte del gioco. E la cosa bella è che riesci ad arrivare lì senza un ufficio stampa, senza l'etichetta che ti dice guarda che ti facciamo recensire qua, là, su e giù. E questo Tutto. attraverso YouTube, attraverso... No, il loro portale, si caricano le canzoni lì e le si lasciano per la redazione. Poi la redazione valuta quali sono le cose per cui vale la pena appunto attivarsi prima oppure no. Probabile che abbia beccato la luna giusto di uno che si è svegliato giusto, non lo so. Però così è andata con Rock It. Sono rimasto contento di sta cosa perché neanche non la pretendevo, cioè non pretendevo niente. Un giudizio sì, non di andare in anteprima a fare quelle cose lì, che comunque anche lì non è che sia una cosa chissà che quanto enorme, però per un autoprodotto segno, ecco sì, per un autoprodotto un po' di soddisfazione c'è. E hai già portato il progetto dal vivo? Sì, l'ho portato una volta, è stato un live acustico al Bar Barbone di San Vendemiano e in ero di supporto a un Brian Smith, uno che gira un po', uno di Portland che gira ovunque in Europa e nel mondo a suonare, e ho suonato prima di lui, è stato anche bello, mi sono divertito. Era una giornata un po' intensa, avevo fatto live in radio, poi ho fatto da fonico a Brian Smith che era gentilissimo. Sì, è stata una giornata un po' piena. Perché appunto di tutti questi progetti che avete, insomma, quanto vi piace di più, insomma, provare, studiare, cercare il sound, cercare una realizzazione, magari poi per registrarlo, per avere non dico un prodotto, ma insomma un qualcosa di tangibile da riascoltare, magari quanto invece vi piace suonarlo, portarlo live nei locali? Beh, qui piacerei loro magari. È una grave malattia. Ci si ritrova spesso a non aver voglia di fare altro. Io parlo per me, perlomeno. Cioè, sei quasi intrappolato, no? Ne parlavamo proprio venendo qua con Mauro. È bello, però è faticoso. Però è bello, però è faticoso. Ma c'è più la parte live o quella proprio di registrazione, di prove, di... Ma sono due cose distinte, nel senso che ci dedichiamo solitamente per un periodo a preparare i live molto intensamente, concentrandoci un po' su quello che è la canzone da presentare, comunque capire anche come suona il tutto assieme. Esatto. Cercare un po' anche l'amalgama e il feeling giusto. Poi invece ci sono dei periodi in cui ci concentriamo in studio, che lo studio non è altro che comunque la nostra seconda casa, diciamo, e là ci alieniamo per un periodo e sperimentiamo e cerchiamo a volte maniacalmente anche esatto. il suono che ci piace di più, cioè, che poi è destinato ad evolversi, se non avviene. Sì, lì in questo caso sì, perché non abbiamo, cioè lì è stata una cosa che tipo io ho dei registratori a bobina piazzati a casa, quando finisco di lavorare arrivo e li accendo e vanno, e lì ho sperimentato io su in quel caso, come Ugly Bear e altri progetti sì, sperimentiamo, come dice Andrea, di continuo, quando ci troviamo facciamo le sessioni di registrazione e poi ne usciamo totalmente fusi. È stato anche bello partire da una cosa così, perché è una cosa così sincera e così proprio che ti è uscita così naturalmente, no? E poi tipo pian piano prenderla per mano, è come prendere in mano una cosa così delicata, no? È stato bello farla rinascere, no? Sotto, come dicevamo prima, con un'intenzione diversa, perché stavolta la suoni per davvero, esatto. non la stai scrivendo, non la sto sperimentando. Poi appunto il feeling musicale con loro è sempre, cioè, sapevo che comunque non si sbagliava. La cosa bella è che gli è piaciuto e mi hanno supportato, sempre supportato sui progetti, comunque non è che sia stato mai abbandonato. Non so il prossimo album, però. Attento. Beh dai, intanto andiamo avanti con il live. Ci ascoltiamo Collapse a Big Silent Elephant.
E siamo sempre a Garage Music, questa era Collapse a Big Silent Elephant. Mauro, che cosa ci dici riguardo al nome? Al nome del progetto, a Big Silent Elephant. Allora, lì cioè, ovviamente ti basi su cose che ti hanno colpito, no? E per dirti, è iniziato tutto fondamentalmente da una volta che ho preso in mano, la prima volta ho preso in mano l'ukulele, ho fatto una canzone che poi ho fatto con Matteo, che si chiamava Pink Elephant, che poi ci ha collegato al Pelodrilli, che poi ci ha collegato a tante altre cose, Space Apes, e siamo arrivati qua. Poi, visto che comunque Elephant, mi è capitato di vedere, non so dove, che su social network, che avevano condiviso il video di un elefante che si chiama Tique, che era stato il primo animale a essere ribellato contro l'essere umano, poi era finito tragicamente, però mi ha colpito tanto sta cosa, ma non per enfatizzare roba, proprio ho detto ok, se devo dedicare un progetto a qualcosa lo dedico a sta roba e lo chiamo Big Silent Elephant. E poi sì, ho aggiunto il silent perché alla fine siamo così, noi dell'Home Recording, come Andrea, come Matteo, Marco, Luca, William. Sono tutte persone che creano, che non si basano su etichetta e sono abbastanza silenziosi, però fanno tante cose. E siamo come degli elefantini silenziosi e speravo che appunto questa roba grossa iniziasse un po' a muoversi, ecco, tutto qua. Non è che abbiamo pretese, però siamo lì, sono elefanti che si muovono e continuano a muoversi. È un nome anche molto visivo. È assurdo, lo so, scusatemi anche voi avete scoperto una cosa nuova. Sì. Perdono, non parlo a nome di loro, tento di farlo. Immagini ecco. di questi piccoli elefantini. No, quanto piccoli. È bella sta cosa perché comunque elefante, memoria, ti ribelli alle cose, non lo so. No, io invece notavo appunto questo impatto visivo dei nomi, dei progetti che date, non so. Sì, quello c'è sempre perché, a parte che sono le colonne sonore che mi piacciono tanto fondamentalmente, come piacciono tanto credo alla maggior parte delle persone che suonano. Cioè alla fine associ la musica che fai a qualcosa, cioè anche se non pensi a sta cosa, ti crea un ambiente, ti crea un'immagine, un qualcosa che ti fa star meglio, ecco. Tipo a me è successa una persona che mi ha detto una cosa anche pochissimo tempo fa che mi ha colpito, perché mi ha guardato e mi ha detto: te suoni perché è l'unico modo che hai per essere morbido con gli altri fuori, tipo è un modo che hai per essere morbido, perché sennò saresti un po' teso, un po', non lo so, può essere, non è che mi conoscesse tanto bene, quindi, però è stata una cosa Ah, beh, una cosa forte comunque. Una cosa forte, comunque si associa all'idea di immagine, a qualcosa di migliore che tenti di fare, non lo so, forse è il mio modo di comunicare, forse è anche solo un modo per passare il tempo, per far girare le bobine, per far girare altre cose alle persone, però fondamentalmente credo. L'umore condiziona invece la resa poi del... Lui lo sa, che suonando con me da tanto tempo sa che sono un tipo un po' che ogni tanto condiziona le prove, come tanti, quelli sono passati nei gruppi. Lo siamo un po' tutti. Siamo un po' tutti, sì, però... Dai, dillo te. Ma i periodi di sofferenza sono anche quelli un po' più produttivi, no? Cioè, solitamente, no? Cioè, nasce dai periodi di difficoltà anche emotiva, cioè... Sonne, sole. Tedesco. Sì, anche lì un'altra storia. Vabbè. Anche se sembra un'eclissi di sole, no? Sì, ma... Cioè, fondamentalmente sì, questa sarebbe un'immagine... I raggi del sole si vedono comunque. Del 1800, un'immagine tedesca, che è una stampa vecchissima, sta qua che ho scannerizzato, che avevo a casa. Credo sia fuori copyright, se no vabbè, se vengono vuol dire che sono arrivato a un livello che posso pagare le cose. Sonne perché vabbè, non è che penso al sole o ci metto la felicità o speranza. Pensavo più che altro a un film che avevo visto tedesco, Sonne Halle, che era tipo un film abbastanza divertente di ragazzi che vivevano nel Berlino Est e che si confrontavano con quelli dell'Ovest da fuori, tipo
si immaginavano queste cose, e si immaginava com'era Berlino Ovest, come ci si poteva divertire o roba, e poi alla fine scoprivano che si divertivano di più a Berlino Est. E quindi ho scritto Sonne, il prossimo album lo chiamo Ale. Intanto andiamo avanti, ora ci ascoltiamo Acid Jesus, a Big Silent Elephant e poi ci fermeremo per la pubblicità. Acid Jesus. Ah!
Rientriamo a Garage Music con A Big Silent Elephant, il progetto di Mauro Darè, con Matteo Pina al basso, Andrea D'Adalto alla batteria, e ci siamo appena ascoltati Elephant Scream live nei nostri studi. Quando ti ho conosciuto, Mauro, mi avevi parlato proprio della tua passione riguardo al blues. Qua un accenno, diciamo, cioè si sente. Sì, sottile, però sì, blues... Prima che arrivassero i bianchi, cioè quello del Delta Blues. Infatti uso anche una chitarra che era usata tipo dai bluesmen che suonavano appunto nel Mississippi. Poi io, vabbè, purtroppo mi dispiace usare una cosa, sì, che sia io ad usarla, però siccome mi piace tanto il suono, e siccome fondamentalmente è una chitarra economica, anche il microfono che ho piazzato, il microfono no, però lo stand del microfono l'ho autocostruito io a casa. E appunto sta passione perché mi piace la loro musica, fondamentalmente perché ricorda il lo-fi. Da lì è partito il lo-fi, non ricordo il lo-fi, da lì è partito il lo-fi. E mi ha portato poi a scegliere determinati metodi di registrazione, ad acquistare gli apparecchi a bobina per ricreare determinati suoni. Poi comunque scopri che erano usati anche dopo, che puoi creare anche cose moderne cose che si ascoltano adesso, anche se non le faccio. Anche il microfono è particolare. Il microfono è un bullet armonica. Quello lì era usato per le armoniche proprio negli anni 50 ed erano collegati agli amplificatori. Per dire, anche l'amplificatore che ho usato io adesso è un amplificatore che era usato per le armoniche. E sì, erano tutti strumenti che erano economici ai tempi e che poi sono stati utilizzati per voce nel caso del microfono, per chitarra nel caso appunto delle chitarre, e erano gli unici strumenti che potevano permettersi il ceto, sì, quello basso americano, quello dei bluesmen. E mi piace sta cosa, mi piace perché comunque la chitarra non è precisa, io non suono preciso, il mio suono non è preciso, e sì, descrive tanto me, insomma. Poi ci sono loro che raddrizzano le cose. Raddrizzate le cose. Sì, raddrizzano le cose. Questa è bellissima. Questa è bellissima. Raddrizzano, ci associeranno, che dobbiamo cambiare i nostri connotati perché ci si associerà a della gente che raddrizza cose. Sappilo. Beh ragazzi, parlateci anche voi. Dai, raddrizzate l'argomento. Ehi lady. Quindi dicevi anni 50, no? Anni 50. Andrea, ti vedo. No, era per un attimo. Raddrizza la cosa, Andrea. No, era per toglierci un po' da questo dell'imbarazzo. pantano, sì. Ok. Matteo, dai, vuoi parlarci anche tu del tuo basso? Beh, è un basso economico perché l'ho preso usato da un ragazzo che me l'ha venduto, perché probabilmente c'era l'attacco che non funzionava molto bene, ma io non lo sapevo. Scherzo, Antonio, è un bel basso. Beh, l'hai già pagato. Sì, l'ho già pagato. Allora, no, Antonio, non scherzava. E basta, niente, bello, mi piace come suona. Ho messo le corde lisce perché così vado più spedito, visto che non so suonare il basso. Ma cosa dici? E basta, niente. Beh, è bello, comunque fa la sua figura, in parte la chitarra dei bluesmen anni 50, e è più dritto, mi pare, no? Perché l'ho raddrizzato, sì. Insomma, si parlava. Sì, per parlare sempre di raddrizzare cose. Basta, questa intervista sta diventando. Scherzo. Vogliamo parlare della mia batteria trasparente? Sì. È una batteria trasparente economica. Come potete vedere? Ragazzi, Mauro, si può tagliare questa, no? Quella del raddrizzare la tagliamo? Sì, via. No, non si taglia niente. Neanche adesso, no, basta, ragazzi. Buona la prima come durante il live. Okay. Proprio. Perfetto. E invece per la parte live, tornando sulla parte live, ci sono progetti, ci sono date in vista? Sì, siamo stati contattati da un festival di Berlino che ci farà suonare in un locale a Berlino
e stiamo vedendo anche per riuscire a fare qualche data nel mezzo in modo tale da non fare un viaggio singolo per andare lì, insomma, singolo, non fare una data singola in un viaggio così lungo, insomma, perché sì, sfruttiamo l'occasione per dare una o due date. E poi qualche contatto arriva. Il bello è che comunque arrivano dopo l'ascolto delle canzoni su SoundCloud oppure su altri portali dove sono state caricate, e fa parte anche questo di una soddisfazione che non è appunto l'andare in cerca, andare a caccia, ma ritrovarsi invitati in un posto, ecco, quello è bello. Poi sì, da solo, cioè ormai secondo me siamo arrivati a un periodo che riusciamo ad arrivare un po' ovunque con la musica senza neanche star lì troppo a spingere la cosa. Ovvio che se spingi, se ci dedichi tempo, puoi anche tentare di far molto molto di più, però devi anche avere qualcosa di migliore secondo me. E beh, lo dico sincero, perché guarda, alla fine io non devo vendere sta roba, non la devo vendere a nessuno, cioè o piace o non piace, ovviamente. A me piace per come l'ho fatta, so che comunque ci sono dei limiti, grazie a loro riuscirei a riregistrarla meglio adesso ed è quello che farò. E già per dire questo vuol dire che comunque qualcosa qui potevo farlo meglio. Quindi questo è. E questo è quando ascolterete quest'album qua. E quello che verrà dopo sarà un tentativo di farlo nel miglior modo possibile. Poi lo risuonerò con loro e vedremo cosa succede. Sarà tipo un gioco di far crescere le cose. Basta. Non di far crescere le cose, di migliorare le cose. Ma la prossima volta che verrai a trovarci sarà con Big Silent Elephant o un altro progetto? Credo che cambierò nome ancora. Cioè tu non cambi il nome dei dischi, tu cambi il nome del progetto. Sì, fondamentalmente sì, perché no, cioè non lo so, a parte che non so se c'ho qualcosa io, però quando anche mi sveglio, quando ascolto le cose che faccio, cioè cambio spesso cambio spesso nome cambio spesso nome e cambio anche spesso idea su quello che ho fatto, cambio anche gusto, cioè Ma riascoltate mai le cose che avete registrato precedentemente, e con questo voglio dire l'anno prima, 2 anni prima? Sì, ci troviamo per ridere. Ma io no tanto, sinceramente, più che altro collaborazioni, quelle che ho fatto con Beisa, con Matteo, ho fatto anche con Andrea, le cose ho fatto con Andrea. Dove sono io da solo? No, no, perché forse ho bisogno di sentire quella cosa in più che mi ha dato la soddisfazione di fare la collaborazione, non lo so. No, però guardarsi indietro tante volte magari ti aiuta a capire cosa potevi fare meglio, no? Così, come dicevi tu, no? Sì, quello che fai, tipo il momento magari ti sembra super, lo ascolti il mese dopo, dici caspita, potevo farlo 10 volte meglio e adesso lo faccio 10 volte meglio, e poi lo riascolti più avanti, tutto un giro. Ma è questo che dicevo prima, no? Però che succede anche che magari una cosa che appena hai fatto ti sembra uno schifo, esatto. Lo riascolti dopo 2 anni, Esatto. dici, cioè, Però ci trovi delle valeva. cose interessanti che poi vengono anche magari riprese e Esatto. rielaborate. È vero. Però secondo me è sempre utile riascoltare, Tipo- per quello che mi riguarda. Sì, no, quantomeno. è vero. Tipo All the Girls, alla fine girava lì da un pezzo, girava una proposta, poi alla fine è diventata quella. Non c'è neanche qui, arriverà, però forse prima facciamo noi, non lo so. Però Vediamo come va. Sì, anche questo è bello alla fine, no? Perché non è che... Cioè, anche un'altra cosa che non capisco, secondo me, ma non è che sto a criticare roba, io parlo per me e basta, è che tante volte appunto c'è sta roba di fare il progetto, di proporlo bene, stai attento, guarda che c'è da fare quei tempi, bisogna fare la promozione, bisogna prepararsi. Vabbè, cioè dico, ok, quando sono coinvolte tante persone, quando c'è un meccanismo, quando credo ci siano degli investimenti, delle cose, però... Cioè, qui dove siamo noi, dove non stiamo scrivendo pagine, chissà, magari qualcuno lo farà, non lo so, però nel nostro piccolo, cioè, non vedo il perché non ci sia la libertà di plasmare il progetto come più ti piace, di provare a fare una cosa nuova, perché cioè, se ripeti sempre le stesse cose, come ha detto qualcuno,
ovvio che non cambia niente, cioè è inutile lamentarsi se non ci sono novità o robe, perché cioè, certe cose sono cioè, si parla di sperimentare, però si sperimenta con gli stessi strumenti con i quali si fa la musica tradizionale. Non dico strumenti, la chitarra o roba, dico proprio i sintetizzatori, perché c'è quel suono lì e guarda caso tutti suonano uguali, cioè secondo me sarebbe un attimo proprio da liberarsi anche nel proporre la musica, nel proporre una cosa che è seria, secondo me. Tante volte a me capita, non vorrei dilungarmi, però no, vai tranquillo, però mi sembra così, mi dispiace di vedere tante persone che pompano una cosa però senza averci ragionato tanto, non so come dire, non so, io prima di finire, di considerare una canzone finita, ci lavoro sopra, ci penso, la riascolto, decido se va bene o no. Non è necessario che venga pubblicata, non è necessario che venga fatta dal vivo. Bisogna che le cose deve decantare. No, bisogna che le cose vengano fuori per quello che sono. Se devono venire, se sono rose fioriranno, no? Sì, poi dipende sempre da quello che, cioè dalla personalità che uno ha, cioè nel senso che per dirti ho fatto, posso dire un'altra radio, citarla? No, sì, vero? sì, Non lo so. citiamo e No, salutiamo perché, i nostri colleghi. Sì, scusa, sai, perché Vettoretti Stefano dai, e lui praticamente lì sono stato invitato per proporre Big Silent Elephant e mi sono messo tipo a improvvisare un mazzale di roba. E poi alla fine mi sono accorto che lì nell'improvvisazione con la sua registrazione è venuta fuori una canzone che non sarei mai riuscito a registrare da solo e che se la rifaccio non mi viene uguale. Ed è bello, cioè è bello anche che in quel momento, in quel preciso istante, è uscita una cosa che non posso più rifare e che lui mi ha registrato. Cioè, tante volte la musica è sacra per tanti, di non toccare un gioiello che non va più, però anche no, cioè ti viene fuori quell'improvvisata che... Sì, per questo un po' ti chiedevo dell'umore, no? Perché se non è l'umore magari è proprio il sentimento o la concezione di una persona, no? Che ci mette nel fare la musica, cioè chi la fa, insomma, a livello standard e chi invece sa reinventarsi ancora o lo cerca proprio, c'ha bisogno di questo magari. Sì, non c'è io non credo ci sia giudizio di merito, cioè che sì, meglio beh, così, chiaro, un po' peggio, soltanto un atteggiamento diverso, sì, certo, esatto, non c'è il suo. sì. E sentirsi a suo agio mentre fai una cosa, esatto. Quella lì la rende tanto bene, secondo me. Quando stai bene mentre la fai, tipo cantare di dolore, cantare di roba, no, è tipo canti, cioè, ti lasci andare, stai bene. Io avrei un'ultima curiosità, dopodiché dobbiamo concludere la puntata e lanciare l'ultimo pezzo, ma si riescono a contare se non i progetti, le collaborazioni che... Oh Dio, tantissimi. Un albero genealogico. Sì, stiamo mettendo a punto un albero genealogico, seriamente. Ma siamo nell'ordine del... Beh, si va sopra, almeno per quanto riguarda me, sopra i 115. Adesso non so, aggiungendo quelle in tutta la mia, fino all'estate scorsa. Io potrei dire di nomi, ma collaborazioni... No, collaborazioni, io sto parlando di progetti tipo nati o morti magari anche in poco tempo, ma comunque pensati. Bisognerebbe farlo, sarebbe divertente. Si potrebbe organizzare poi un festival, ci pensavo prima. Sì, esatto. Tutti i gruppi, di una settimana. Probabilmente saranno più i gruppi che i componenti dei gruppi, perché c'è un'intensa collaborazione tra i vari. Mancano le materie prime, usiamo sempre quello. Sì, la risorsa diciamo riutilizzata è la risorsa umana. Sempre dell'area. Siamo un buon esempio di riciclo. Sì, esatto, non si butta via niente. Sempre della zona Conegliano, Vittorio Veneto, più o meno quella è l'asse. Però sempre 3-4, vero? Facciamo pian piano ci stiamo ampliando verso Pordenone. Un Pordenone, poi la nostra campagna. Poi vabbè, qualcuno da fuori, lontano, che poi capita che arrivi. No, è bello. Era proprio una curiosità, ma fondamentalmente noi ci pensiamo su ogni tanto, vabbè magari siamo silenziosi là, però ci siamo e abbiamo tutto un diario musicale di quello che è stato, non abbiamo foto o selfie di noi, ma abbiamo la canzone.
Ragazzi, adesso è giunto il momento di lanciare l'ultimo pezzo, All the Girls. Finora non abbiamo presentato alcuna canzone, non so se era il caso di... Ma questo Di cosa parla? Allora, c'è una cosa, veloce, vero? Sì. No, tutte le ragazze, praticamente io cosa che faccio? Perché anche i testi, tutto, regole, no. Prendo le parole, le metto assieme e faccio il collage, che più suona meglio, e poi le metto per dare un po' d'ordine alle cose e sparo parole. Bello. Anche perché la mia conoscenza di inglese è così ampia che Google, vabbè. E fondamentalmente mi è venuta fuori sta canzone All the Girls perché prende in giro non le ragazze, prende in giro un po' tutto il giro che c'è per trovarsi la ragazza in quel caso. Ed è nata così, ed è nata proprio mentre me la canticchiavo a casa. E sinceramente la progressione di là è rubata, ma cioè quella non è che loro l'hanno fatta, è dai Beatles, e poi il resto ho tentato di mettere 2 o 3 accordi di altre canzoni di altre persone che non dico tutta la ricetta, ed è venuta fuori All the Girls. Cubi. Bene ragazzi, noi ringraziamo Mauro Darè, voce chitarra, che non ho detto prima ma insomma sì, sarà ben inteso nel progetto A Big Silent Elephant, accompagnato da Matteo Pin al basso, Andrea D'Adalto alla batteria. Grazie ragazzi. Grazie a voi. E ci ascoltiamo All the Girls. Ciao.